Complessivamente un territorio che a seguito dell'estrazione di metano dalla terraferma se n'è sceso di 3,5 metri. Dagli anni 50, quando iniziarono i prelievi di acque metanifere, sino al 2008, l'area del delta del Po si è abbassata di 3,5 metri. Il via libera del nuovo governo al ritorno delle trivelle anche in Alto Adriatico per fronteggiare la crisi energetica sta sollevando una levata di scudi in tutto il Polesine. Il ponte che vedete in queste terre viene chiamato scherzosamente monumento alla subsidenza, con i suoi 2 livelli di strada. Quella linea, quella strada più bassa che vedete non era più percorribile e fu necessario alzare il ponte e costruire una strada sopra. Il dislivello tra la strada sopra e la strada sotto è circa 1,50 m e quel 1,50 m ci sta ad indicare qual è stata la subsidenza in quel punto, in un punto marginale. Nella zona più centrale del delta l'abbassamento complessivo è stato di 3,5 metri. La subsidenza ha costretto a ricostruire tutto il sistema di bonifica dell'area del delta, ma soprattutto gli argini che, abbassandosi il terreno, non difendevano più come avrebbero dovuto i territori. Ricordiamo che l'alluvione del 66 di Porto Tolle, uno dei motivi del cedimento dell'arginatura fu il fatto che quell'arginatura si era abbassata di oltre 1 metro rispetto a quella che era la quota di sicurezza. E la questione trivelle sta avendo ripercussioni politiche anche nei partiti della maggioranza di governo che ne vuole il ritorno. Il senatore Bartolomeo Amidei di Fratelli d'Italia, già sindaco di Loreo, ha già preso contatti con 2 ministri per bloccare il progetto in Polesine. Il nostro territorio, il delta del Po, particolarmente l'area prospiciente, il delta del Po, deve essere salvaguardata dalle trivellazioni. Questo è il mio pensiero, proprio per la natura del terreno. Ho già fatto passaggi con già 2 ministri per la questione e ci sto lavorando in questo senso.